Siamo tornati nuovamente in studio. È stata rinnovata per altri 5 anni la convenzione tra provincia di Treviso e gruppo folcloristico trevigiano per la gestione del museo etnografico Case Piavone. Bisognava rinnovare questa convenzione, oltre 20.000 visite durante questi 4 anni, oltre 40 eventi all'anno di valorizzazione della tradizione popolare e quindi sì, un gruppo, quello folcloristico, che sta dando grandi risposte sotto il profilo della identità veneta e della sua valorizzazione. Museo etnografico provinciale Case Piavone, la provincia e il gruppo folcloristico trevigiano hanno rinnovato la convenzione che li lega fino al 2030. I numeri rafforzano ancora di più il solido legame tra l'istituzione e il gruppo fondato da Gianfranco Crespan, che continuerà a curare il complesso rurale seicentesco di via Caldibreda per altri 5 anni e con esso anche il suo prezioso contenuto. Loro sono i custodi delle tradizioni del nostro territorio, anche con le primule, insomma, con questi giovani che stanno coinvolgendo, dimostrano ogni giorno, e ne abbiamo tanto bisogno, di conservare tradizioni e usi e costumi che avevamo una volta e ricordarli, perché la nostra storia va valorizzata e va conservata, e loro sono veramente i custodi primi nella nostra provincia di queste tradizioni. Attività ludiche e attività benefiche si intrecciano nel cammino del gruppo folcloristico, che ricambia la fiducia della provincia con l'impegno quotidiano. Un grazie veramente a tutti i ragazzi, perché guadagnarci la fiducia è una cosa molto importante e questo è un segno di gran lavoro che quotidianamente il museo ci porta a fare. Dentro e fuori Case Piavone il gruppo di Camarine lavora per tenere vive tradizioni e museo. Abbiamo il pane vin, il processo alla veccia, poi facciamo animazioni estive con compagnie teatrali, riproponiamo canti e balli di una volta. È l'unico modo per tenere vivo il museo. Proprio al museo etnografico il sabato pomeriggio si rievoca e in parte si rivive la vita di una volta, quella delle nostre campagne trevigiane. Quello che facciamo è antisocial, diciamo, perché bisogna venire qua, ci si mette in mostra, ci si appassiona di tantissime cose, quindi i social sì, ci saranno, ma qua ci proponiamo proprio come una volta, scambiandoci le informazioni e tante altre cose, insomma, ecco. È mancato Giosuè Orlando, marito della collega Monica Andolfato, giornalista del Gazzettino ed ex segretaria regionale del Sindacato dei giornalisti. Orlando una vita nella CGIL, ha portato avanti tante battaglie a fianco dei lavoratori e vicino a chi opera nell'informazione. Una vita nella CGIL con ruoli di direzione di primo piano alla segreteria generale della Camera del Lavoro di Vicenza, una passione durevole che anche dopo la pensione lo ha portato ad impegnarsi in battaglie sociali, civili e ambientali. L'addio a Giosuè Orlando sarà sabato 20 dicembre alle 20 al municipio di Salgareda. Le condoglianze e la vicinanza del gruppo Media Nord-Est. Una serata per presentare storie di rinascita, un calendario per finanziare una raccolta fondi speciale, quello per la Banca dei Tessuti. Le foto raccontano i volti, le testimonianze e la vita di chi è rinato dopo aver ricevuto un trapianto di tessuti, 12 indimenticabili occasioni per ricordarci che donare salva la vita. A Palazzo Giacomelli una serata speciale ha riunito clinici, pazienti e professionisti per raccontare esperienze di cura, speranza e rinascita. Ad Ellen è stata inserita una vena safena nuova dopo la rottura della vena poplitea. E mi ricordo che tipo era il secondo o terzo giorno che la dottoressa Nicolai tipo come gridato, no? E fa ci siamo, una cosa del genere. Infatti c'era il flusso del sangue che andava bene, insomma. A Jacopo si sono rotte 3 vertebre cervicali mentre faceva trekking in montagna su un sentiero che è franato. La Banca del Tessuto interviene donando d'urgenza, portando d'urgenza in sala operatoria una parte di tessuto osseo che è stato utilizzato per ricostruire queste 3 vertebre che si sono rotte durante la caduta e nel giro veramente di poche ore.
Un dialogo di gratitudine e confronto dal dottor Mirko Ragazzo a tutti gli alti chirurghi che hanno operato per il rispetto totale della vita. È bellissimo ed è una fonte di orgoglio ed emozione, soprattutto vedere oggi i riceventi che hanno messo la loro faccia per raccontare le loro storie, talvolta anche molto delicate, e i chirurghi, perché i chirurghi di fatto sono le persone con cui ci interfacciamo, che credono nel nostro lavoro e che sviluppano tutte le idee che abbiamo assieme. Parliamo di trapianti di tessuti che in alcuni casi, come valvole, arterie, vene, membrane, partecipano a una rigenerazione non solo di un tessuto, di un singolo tessuto, ma di un organo. Un'eccellenza trevigiana, quella della Banca dei Tessuti, che sarà anche oggetto di pubblicazione. Il caso anche che io ho trattato con il derma decellularizzato, perché è una primizia, una invenzione proprio della Banca dei Tessuti di Treviso, che è stata studiata anche assieme al Politecnico di Torino e che presto pubblicheremo su alcune riviste internazionali. Il pilota di Cavaso del Tomba, Giandomenico Basso, si conferma al vertice del rally nazionale, conquistando il suo quinto titolo tricolore, ricevendo il premio ACI Treviso, occasione in cui si è parlato anche di sicurezza sulle strade. C'è stata una grande battaglia. È sempre bello vincere un titolo così importante, l'assoluta, ecco. Quindi il mio quinto tricolore, quest'anno particolarmente combattuto, e quindi un grande motivo di orgoglio doppiamente, ecco. Giandomenico Basso, pilota di Cavaso del Tomba, vincitore di un campionato intercontinentale e di 2 titoli europei, ha conquistato per la quinta volta il campionato italiano assoluto rally, confermandosi punto di riferimento nazionale. Basso ha dimostrato ancora una volta talento, esperienza e grande capacità di gestione della gara, imponendosi in una stagione particolarmente competitiva anche contro giovani piloti emergenti. È stato un anno dove ho avuto una grande, credo, determinazione, e sembra che quando le cose si fanno più difficili, quando c'è più pressione, io riesca a dare il meglio di me stesso. Un successo raggiunto anche grazie al fondamentale contributo di Lorenzo Granai. Forse il nostro punto di forza è anche quello di adattarsi velocemente a delle auto nuove, ed è per questo che siamo riusciti a raggiungere questo titolo. Basso ha ricevuto il premio ACI Treviso. È una soddisfazione particolare poter premiare Giandomenico per questa vittoria, ha commentato il presidente Stefano Torcellani. Un grande campione in un momento dove effettivamente lo sport automobilistico, specialmente la specialità rally, sta dando certi risultati. Il territorio trevigiano si onora di questo. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità locali e sportive, tra cui il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Un campione che peraltro nelle sue parole ha dimostrato anche l'attaccamento a quello che è insegnare agli altri, quello che è la guida sicura in strada, quindi lo ringrazio le sue parole e gli faccio i complimenti, anche perché dice di voler continuare e di vincere altri titoli, e noi ce l'auguriamo da trevigiani e da amanti di questo sport. Per festeggiare insieme ai tifosi, il campione invita tutti sabato prossimo alla pizzeria da Basso a Cavaso del Tomba. Voglio festeggiare gli appassionati e tutte le persone che assieme a me si sono emozionati e che ci hanno seguito gara dopo gara, quindi sarà una bella festa. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano il Nevegal, tutti con il fiato sospeso, scade alle 24 di oggi il termine imposto a Dolomiti Ski Line per l'integrazione della documentazione richiesta per la sciovia delle Erte. La società per la verità ha provveduto questa mattina a consegnare gli atti e ora in attesa delle valutazioni tecniche che sono in capo agli uffici della provincia. Diversa invece la questione del nulla osta atteso da Ansfisa, la struttura ministeriale di vigilanza e sicurezza, che nelle scorse settimane non aveva dato il via libera a causa della mancanza dei nominativi delle 4 figure tecniche di riferimento previste dalla norma per gli impianti a fune. I tecnici sarebbero stati individuati, eppure l'ultimo inghippo sarebbe stato superato. Quel che manca ad oggi è la neve. Sul colle non c'è neve fresca, le temperature fino a questo momento non hanno consentito di azionare i cannoni per quella artificiale. In queste condizioni impossibile dare avvio alla stagione invernale.
Stop ai licenziamenti e piena operatività fino a febbraio, pur se l'intenzione di Hydro resta invariata. Nel 2026 sarà chiuso lo stabilimento a Feltre e saranno chiusi altri 4 siti produttivi in Europa. Al momento perciò una tregua fino alla convocazione del prossimo tavolo regionale nella sede di Veneto Lavoro, dove ieri si sono incontrati i vertici aziendali con le parti sindacali e istituzionali. Differenti le posizioni sindacali con la FIM CISL più possibilista, mentre dalla FIOM CGIL di Belluno la richiesta dell'apertura di un tavolo di trattativa ministeriale per cominciare a discutere anche del futuro della Hydro e dei possibili soggetti a cui proporre lo stabilimento. In questi mesi saranno verificate tutte le soluzioni, in primis la cessione per un percorso di reindustrializzazione reale a vantaggio del sito e dei lavoratori. Da qui ad allora, afferma la sindaca di Feltre Viviana Fusaro, è fondamentale che il tempo venga utilizzato in modo attivo e costruttivo per dare continuità allo stabilimento e prospettiva ai lavoratori. Ed ora parliamo di emergenza alloggi, presto un monitoraggio del bisogno abitativo nelle aree dell'Alto Bellunese. L'ha lanciato il GAL, che ha disposto una mappatura di dettaglio con lo UAV e l'Università di Padova. Noi in questi 3 anni abbiamo portato avanti quella che è l'attività propria dei GAL, con i finanziamenti che ci arrivano dall'Europa, su dei filoni preassegnati. Ci siamo posti il problema della residenzialità, che è il problema dei problemi nel Bellunese, che vive una situazione di emergenza abitativa a tratti drammatica. Lo sanno bene gli enti locali, che una volta esperiti i concorsi pubblici non sanno dare indicazioni di disponibilità di alloggi a impiegati e funzionari che arrivano sovente da fuori provincia, e per quelli disponibili i prezzi sono inarrivabili. Lo sottolinea il GAL Alto Bellunese, che si è impegnato a dare risposte in questo senso nell'ambito della sua programmazione, pur con disponibilità economiche risibili a fronte dei finanziamenti previsti per i bandi destinati alle imprese. Abbiamo avviato 2 progetti di comunità in Comelico e Cadore rivolti alla ristrutturazione di abitazioni pubbliche per il settore pubblico. Abbiamo avviato dei progetti di comunità in questo settore e abbiamo anche, con lo sportello di Perarolo, con il bando di Selva di Cadore, ampliato l'analisi della parte residenziale con un protocollo finale assieme alla provincia, al GAL 2 e al BIM Consorzio, che andrà proprio a censire i bisogni abitativi della provincia di Belluno. Progetti di comunità sperimentali, comunque apripista per le necessità future. Sono prossimi altri 2 interventi strategici nelle aree del Longaronese e dello Zoldano, a fronte di una disponibilità di quasi 1,5 milioni di euro. Tutti i bisogni saranno censiti attraverso un monitoraggio, una mappatura di dettaglio con la collaborazione di UAV e Università di Padova. Riguarderà sia le esigenze residenziali, ma anche il motivo per cui tanti alloggi non vengono forniti e sono sfitti, quindi sia il settore privato che il settore pubblico. Una strategia per dare anche nuova e concreta linfa ai gruppi di azione locale, che al momento rappresentano la cassaforte delle imprese. I programmi 2023-2027 e 2021-2027 hanno avuto un budget di 6,4 milioni il primo, di oltre 5 milioni il secondo, mentre i progetti di comunità finalizzati alla residenzialità fino ad ora hanno messo a disposizione complessivamente 500.000 euro per un totale di 4 alloggi. Un'inezia confrontata ai bisogni reali. Tempo di celebrazioni del precetto natalizio anche per le fiamme gialle bellunesi, che si sono radunate nella chiesa di Loreto a Belluno per la celebrazione eucaristica officiata dal cappellano militare del comando regionale Don Donato Labriola, con l'arcidiacono della cattedrale di Belluno Don Attilio Zanderigo. Nell'occasione è stata consegnata la croce d'oro con stellette in oro per anzianità di servizio al generale di brigata Patrizio Milan, già comandante provinciale della Guardia di Finanza di Belluno dal 2013 al 2017. Ed ora siamo alla rubrica Il tuo presepe. Vi ricordiamo sempre di inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale, specificando sempre nome e cognome e il vostro comune di residenza. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 17 55 340.
E dunque il tuo presepe, vediamo le creazioni di Ettore e Stefano Condotta con nonna Paola da Preganziol, Massimo Giacomazzi con le figlie Elena e Cristina da Motta di Livenza, Pierluigi Crosato da Ponzano Veneto e infine Sonia Pivetta da Meduna di Livenza. Vi lascio dunque a queste bellissime immagini, a me non rimane che salutarvi e augurarvi una buona serata. Adeste fideles